Nel 2025 ricorreranno i 50 anni dalla morte di Pierpaolo Pasolini, poeta, scrittore, sceneggiatore, regista, legatissimo tra l'altro al Friuli, morto ammazzato in circostanze peraltro mai chiarite del tutto nel novembre del 1975. Pasolini è stato il paradigma dell'intellettuale contro, dell'intellettuale antisistema. E oggi ne parliamo con Diego Fusaro, saggista e filosofo, anche lui un portavoce di quel pensiero non allineato, sempre più raro oggi in Italia. Buonasera, professore. Buonasera. Allora, intanto le chiederei, Pasolini che aveva delle visioni, faceva delle profezie, aveva anticipato con un anticipo di anni quello che sta avvenendo ora, cioè la dittatura del politicamente corretto, no? E addirittura anche aveva scritto un libello dal titolo Il fascismo degli antifascisti. Sì, Pasolini resta ad oggi un punto di riferimento per comprendere la società dei consumi, come egli stesso la chiamava. Vi sono state molte trasformazioni naturalmente rispetto ai tempi di Pasolini, ma molti suoi schemi interpretativi credo ci aiutino a comprendere tuttora la società di cui siamo abitatori. Ad esempio Pasolini aveva colto perfettamente il carattere totalitario di questo genere di società, anzi in più occasioni rimarcò il fatto che nessun totalitarismo prima di quello della civiltà dei consumi era riuscito a produrre una presa così pervicace e totale sulle anime dei suoi sudditi. Pasolini diceva che nemmeno il fascismo era riuscito a fare ciò che stava facendo la civiltà dei consumi, e sotto questo riguardo credo che oggi non possiamo che confermare le tesi di Pasolini. Si parla già da tempo di capitalismo della sorveglianza, alludendo a un sistema di controllo totale che ci scheda e ci sorveglia ininterrottamente. Pasolini aveva colto anche tra i tanti elementi della sua critica filosofica, aveva colto anche l'alienazione della civiltà dei consumi, ossia il fatto che in questa società non esistono più esseri umani, ma esistono solo macchine, parafrasando i passaggi stessi di Pasolini su questo tema. Dunque, per questi e per molti altri motivi che si potrebbero ricordare, Pasolini è un autore più vivo che mai anche dopo la tragica morte di cui si diceva. Sì, lei ha parlato del capitalismo del controllo, no? Possiamo dire che il controllo sulle masse è sempre stata un'ossessione dei potenti, i quali però in quest'epoca storica probabilmente possono beneficiare, utilizzare per questa azione di strumenti mai avuti prima dall'umanità. Strumenti, parlo ad esempio della dittatura degli algoritmi e della penetrazione sempre più totalitaria nelle nostre vite di internet, e cose che probabilmente Pasolini stesso non ha immaginato neppure nei suoi incubi peggiori. Sì, la società dei consumi, così come l'aveva immaginata Pasolini, era effettivamente incredibilmente più morbida e meno totalitaria di quella odierna. Dunque Pasolini, se fosse ancora vivo, probabilmente troverebbe confermate le sue analisi e in qualche misura darebbe ragione a se stesso, per quanto possa suonare comica questa espressione, perché effettivamente viviamo in una società di controllo totale. Si dice sempre che i cittadini della Germania dell'Est erano spiati, e infatti era così, ma noi oggi nell'Occidente, che si dice libero e democratico, siamo non meno spiati di quanto fossero nella Germania dell'Est, con la differenza che mentre in relazione alla Germania dell'Est siamo pronti a riconoscere che si trattava di un sistema di spionaggio e di controllo, nel nostro caso pensiamo non di essere spiati, ma di avere delle opportunità e dei comfort che ci rendono la vita più semplice. Questo è un altro aspetto interessante su cui varrebbe la pena riflettere. Sicuramente la società odierna è una società di controllo
che mira a renderci tutti sorvegliati in maniera integrale nelle nostre azioni e anche nei nostri pensieri. Infatti una delle pratiche più in auge della digital society, come viene detta, è quella del controllo delle espressioni utilizzate. Si cancellano le frasi giudicate non rispettose della community, con questa formula. Si riesce anche con un click a cancellare in alcuni casi o comunque anche a revisionare e mistificare anche la storia. Certamente, davvero la storia diventa quello che dice Orwell in 1984, un palinsesto sempre da capo riscritto da chi gestisce il potere. Abbiamo visto ad esempio su Wikipedia cancellare pagine o riscriverle a seconda dei momenti. Penso al caso di Odessa, la scuola di Odessa, che ha cambiato, diciamo, narrazione sulla pagina di Wikipedia, e molti altri esempi si potrebbero addurre. Ecco, c'è chi sostiene che oggi l'oppio dei popoli non sia più la religione, ma quel pensiero di suprematismo occidentale, secondo il quale l'Occidente sarebbe, come dire, il portatore, il paladino di una supremazia ideale, ideologica, e che legittimerebbe anche l'uso della forza in giro per il mondo per imporre la democrazia e i diritti. Il nostro Pasolini cosa avrebbe pensato di questo suprematismo? Ma intanto Pasolini non credo avrebbe accettato la definizione della religione data da Marx come oppio del popolo. Sappiamo l'importanza che ha il sacro nella riflessione, nella poesia, nell'opera filmica di Pasolini, e anzi in più occasioni Pasolini ha rivendicato l'esigenza di una resistenza anche religiosa rispetto al nichilismo della civiltà dei consumi. Ma al di là di questo aspetto, che pure non è trascurabile dell'opera di Pasolini, anzi c'è chi ha sostenuto che il sacro è il vero tema portante della riflessione di Pasolini, indubbiamente lo scenario contemporaneo ci permette di dire che ci troviamo in una società effettivamente del controllo totale, che ci porta verso forme di disciplinamento delle anime oltre che dei corpi, e sotto questo riguardo penso di poter dire che l'oppio del popolo odierno sia soprattutto la civiltà della tecnica, sia soprattutto la dipendenza dalla gestione digitale, e quindi Pasolini probabilmente aggiornerebbe il suo discorso.